in collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera. La puntata di questa settimana ci ha portato ad Ortigia, il cuore di Siracusa. Siamo qui perché qui si sono svolti i lavori del G7 Agricoltura e Pesca e perché l'isola, cuore storico della città, ha in qualche modo visto crescere il grano, gli agrumi, le viti grazie alla mostra di macchine agricole allestita da Federunacoma. Oggi parliamo di Lambrusco, la campagna si è conclusa, vediamo com'è andata l'annata dei 3 lambruschi di riferimento, il Grasparossa, il Sorbar e il Salamino. Ci occuperemo in modo particolare questa volta del Grasparossa, siamo andati in zona di produzione, quindi a Castelvetro, dove una cantina ci ha fatto un po' il quadro della situazione che corrisponde un po' a quello che è la produzione in territorio emiliano. Siamo in Sicilia, a Ortigia, l'isola che è la parte più antica, il centro storico di Siracusa. Da qui è partita nell'VIII secolo a.C. la colonizzazione greca. Poi col passare dei secoli sono arrivati i Romani, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni, gli Aragonesi e i Borboni. Tutti hanno lasciato i segni del loro passaggio e oggi Ortigia, apprezzatissima e amatissima anche dai turisti che vediamo molto numerosi, è diventata un vero e proprio libro di storia rinchiuso in 1 chilometro quadrato, scontato dire che è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ma perché siamo venuti qui? Siamo qui perché questa è la sede del G7 dell'agricoltura e della pesca. Qui si stanno riunendo proprio in queste giornate i rappresentanti di Italia, Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Germania e Regno Unito per discutere il futuro del settore primario. Agli incontri istituzionali si affianca un fitto calendario di eventi, Divinazione Expo, in cui l'Italia mette in vetrina le sue eccellenze agroalimentari e non solo. Infatti ad accoglierci sull'isola di Ortigia è la mostra delle macchine agricole realizzata da Federunacoma, un'ottantina di macchine esposte tra chiese, palazzi e siti archeologici. Si parte da qui, dall'area antistante la Capitaneria di Porto, a 2 passi dal ponte che collega l'isola di Ortigia alla città, con un vero e proprio campo di grano con mietitrebbia, trattore di ultima generazione, tantissime altre macchine per le lavorazioni in campo aperto. Poco distante, proprio subito qui dietro l'angolo, un orto con tutte le attrezzature dedicate, trapiantatrici, trattori con pianali di carico e chi più ne ha più ne metta, è tutta l'eccellenza italiana. E ci addentriamo nell'isola di Ortigia e arriviamo qui a fianco del Tempio di Apollo, il tempio dorico in pietra più antico della Sicilia e anche uno di quelli che ha avuto le storie e la vita più travagliata, perché fu prima chiesa paleocristiana, poi moschea, poi nuovamente chiesa in età normanna e infine caserma all'epoca di Carlo V. E noi qui davanti al Tempio di Apollo troviamo un oliveto di varietà autoctone siciliane con i macchinari più innovativi per questo tipo di coltivazione, quindi macchine raccogli olive e trattrici specializzate. E qui in Piazza Minerva, nel cuore della città, all'ombra della cattedrale, troviamo invece vigne e
agrumi, eccellenze dell'agricoltura siciliana, dell'agricoltura mediterranea, come sono eccellenze le macchine qui alle nostre spalle. Abbiamo gli esempi di macchine a guida autonoma, atomizzatori, cimatrici e tante altre attrezzature per l'agricoltura specializzata. Vale però anche la pena di alzare gli occhi, perché questa appunto è la fiancata della cattedrale ed è proprio qui che vediamo l'eccezionalità di una chiesa barocca con una facciata sontuosa che domina la piazza, che racchiude però in sé i resti di un tempio greco. Infatti quelle che vediamo sono le colonne doriche del Tempio di Atena che risalgono al 480 a.C. Ed è proprio qui, nel cuore di Ortigia, che incontriamo Simona Rapastella, direttore generale Federunacoma. Beh, una bella impresa portare le macchine a Ortigia, una bella scommessa, ce l'avete fatta ed è sicuramente una gran vetrina per Federunacom, per la meccanizzazione italiana. È stata una sfida importante, perché portare tante macchine agricole come abbiamo fatto in un contesto così certamente era una mission che sembrava quasi impossibile, ma in realtà una volta che mi sono resa conto della bellezza di questo contesto, vedere invece in questo contesto particolarmente bello l'esposizione di meccanizzazione agricola ha avuto esattamente l'effetto che noi volevamo dare, un messaggio importante, intanto perché all'interno di Expo Divinazione e in un contesto come quello di un G7 Agricoltura, lo spazio della meccanizzazione ha avuto uno spazio da protagonista. Noi lo abbiamo sempre detto, siamo il primo anello di questa magnifica catena che è quella agroalimentare. Per noi addetti ai lavori è scontato pensare che quello che arriva nelle nostre tavole proviene dalla lavorazione della terra e anche da una specializzazione eccellente che è quella delle macchine Made in Italy, ma abbiamo avuto modo di invece renderlo davvero visibile. Tra l'altro i temi, i grandi temi che vengono affrontati qui al G7 sono, poi dopo ne parleremo diffusamente, un ponte nei confronti dell'Africa, ma anche una sfida che sembra molto difficile, quella di sfamare 10 miliardi di persone da qui a qualche anno, senza impattare troppo sulle risorse del pianeta, mantenendo la biodiversità, puntando sulle giovani generazioni, ce ne sono tantissime qui in giro per Ortigia. Tutti temi che ci legano a doppio filo con il mondo della meccanica agricola, insomma sfide che la meccanica, le macchine ci aiuteranno a vincere. Il nostro contributo è determinante per tutti questi temi che tu hai menzionato. Non esiste poter sfamare tutti gli abitanti del pianeta, che sono destinati, come dicevi, a diventare molti di più, ad avere un rispetto però contestualmente dell'ambiente, delle risorse naturali, una maggiore produttività senza una tecnologia che ti permette di farlo. Questo è proprio quello che all'interno del nostro mondo viene chiamata virtuosa economia circolare, perché l'agricoltore deve certamente avere un reddito sostenibile anch'esso, la meccanizzazione ti permette di lavorare meglio, di più, impattare meno dal punto di vista ambientale, e questo livello tecnologico ed innovativo è irreversibile. Noi abbiamo visto negli ultimi 5-6 anni, non 40, 5-6, l'evoluzione straordinaria che abbiamo avuto all'interno del nostro mondo con l'avvento della robotica, dell'elettronica sempre più avanzata. Si parla di intelligenza artificiale che è presente, non è diciamo futurista. Ecco, tutto questo, tutta questa grandissima tecnologia può incontrare anche l'interesse delle nuove generazioni.
generazioni. Questo è un tema al quale noi teniamo tantissimo da tempi insospettabili. Abbiamo partecipato anche con un nostro intervento all'interno del G7 Giovani, proprio parlando di tutta questa innovazione che interessa il nostro settore. Non c'è dubbio che la bellezza dei campi, la bellezza di un territorio, le coltivazioni, questo, ma anche delle competenze allargate che i giovani devono avere oggi, perché non devi sapere soltanto di agronomia, ma devi sapere di elettronica, devi sapere di cibernetica, devi scontrarti con la gestione dei big data, insomma un mondo veramente molto interessante anche per i ragazzi. Noi dobbiamo avere una programmazione di sviluppo che passi per due pilastri. Uno che è quello dell'innovazione tecnologica, la ricerca, la trasformazione dell'innovazione tecnologica in macchine che possano sostenere l'azione dell'uomo e che possano rendere più sostenibile l'agricoltura e la pesca dal punto di vista sia dell'ambiente sia del reddito degli agricoltori e dei pescatori. Questa è la sfida che ci poniamo quotidianamente ed è la ragione per la quale abbiamo voluto in questo sistema che presentiamo al mondo durante il G7 mettere in relazione due attività fondamentali come agricoltura e pesca con i mezzi che permettono di guardare con ottimismo al futuro. L'Italia è protagonista in questo e lo sta dimostrando. È evidente che se avete avuto la pazienza di guardare il contenuto di questa splendida vetrina di Siracusa, cioè i gioielli che mettiamo in mostra, la ricerca, l'innovazione tecnologica, le macchine, i progetti già realizzati, la qualità dei prodotti che emergono da questo lavoro, avrete avuto modo come me di constatare che siamo una nazione all'avanguardia e che possiamo essere molto generosi con il resto del pianeta sostenendone le attività, specie i paesi in via di sviluppo, e guardi anche per mio grande interesse del governo Meloni tutto, anche alla crescita della nostra economia e creare ricchezza per poterla redistribuire senza dover far debito. E adesso invece entriamo nel merito di quelle che sono alcune delle tematiche che sono state affrontate, che vengono affrontate anche nel corso dei lavori del G7 dai ministri dell'agricoltura dei 7 paesi più industrializzati. Ministri che si incontrano, si ritrovano, si confrontano proprio qui alle mie spalle all'interno del Castello Magnace, che è la punta estrema dell'isola di Ortigia. G7, lo ricordo, che è suddiviso in 4 aree tematiche: scienza e innovazione per l'adattamento ai cambiamenti climatici, le giovani generazioni come agenti di cambiamento in agricoltura, il contributo della pesca e dell'acquacoltura sostenibili alla sicurezza alimentare, poi il contributo del G7 allo sviluppo dell'agricoltura nel continente africano. Il G7 di Siracusa deve essere un momento di confronto, un momento di dialogo, dove viene messa la base, quella che è, credo, forse l'emergenza più grande che stiamo vivendo, ovvero la sicurezza alimentare, perché non diamo per scontato nulla. Purtroppo la crisi climatica sta minando alla base le produzioni agricole e questo può diventare a livello globale anche un problema di autoapprovvigionamento di materia prima e di conseguenza anche di cibo. Quindi noi dobbiamo mettere in campo tutte quelle misure, tutti quegli strumenti per poter continuare a produrre come più di prima. Non dimentichiamoci che la popolazione mondiale aumenterà nei prossimi anni, quindi dobbiamo cercare di contrastare da un lato la crisi climatica e lo dobbiamo fare cercando di mettere in campo tutte quelle azioni anche noi come mondo agricolo per andare verso una transizione ecologica del nostro settore, ma lo dobbiamo fare nella maniera più assoluta cercando di mantenere la stabilità economica delle imprese agricole in una condizione di crisi climatica molto complicata. Quindi il tema dell'acqua deve essere centrale. Noi purtroppo abbiamo vissuto quest'anno, anche quest'anno, una grande siccità soprattutto al centro-sud. Questo purtroppo rischia di diventare un'abitudine, una cattiva abitudine nel nostro clima e noi produciamo il 30-40% in meno di grano piuttosto che il 40% in meno di uva o di olive. Quindi non possiamo andare avanti così, dobbiamo mettere in campo gli strumenti che non sono solo
legati all'acqua, ma anche alla resistenza e alla resilienza delle piante, quindi le famosissime TEA, tecnologie di evoluzione assistita, ovvero piante che resistono maggiormente alle fitopatie e alla siccità. Adesso una breve pausa e poi da Siracusa ci ritroviamo.